Alle 10 di questa mattina è scattata la nuova ordinanza comunale in vigore oggi e domani, che vieta l'ingresso dei veicoli privati in centro storico, salvo che per residenti e lavoratori. Sono 14 i varchi presidiati da Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Finanza che, secondo le stime emesse da Palazzo Moroni, avrebbero evitato l'afflusso di circa 50.000 veicoli. Lungo la circonvallazione in mattinata il traffico è diventato caotico e in molti, pur di passare, si sono inventati le più disparate scuse. A continuare a circolare liberamente sono stati i mezzi pubblici, seppur come da normativa nazionale a capienza ridotta. Niente corse straordinarie per disincentivare un afflusso che tuttavia non c'è mai stato, visto che i controlli non hanno rilevato nessuna criticità a bordo. Sempre per disincentivare gli arrivi, chiusi anche i parcheggi del capolinea del tram a Ponte Vigo d'Arzere e alla Guizza. In centro chiusi anche il parcheggio di Piazza Insurrezione e la Prandina. In quest'ultimo si sono verificati disagi, soprattutto ai residenti, visto che in diversi non consci dell'ordinanza si sono ritrovati con la propria auto imprigionata fino a lunedì. Ma veniamo ora alle presenze in centro storico, sicuramente più affollata la mattinata rispetto al pomeriggio. Affollamento sì, ma certamente rispetto al weekend precedente si sono evitati gli assembramenti. Sempre secondo le stime di Palazzo Moroni, l'afflusso è stato del 30-40% in meno rispetto a sabato scorso. Durante i controlli in centro sono state identificate 31 persone, ma nessuno è stato multato. Riguardo al rispetto delle normative anti-Covid, purtroppo abbiamo notato ancora una volta diverse violazioni. Svariate le persone che abbiamo incontrato con la mascherina abbassata, senza un valido motivo, a passeggio oppure seduti al tavolino di un bar. Diversi poi quelli pizzicati a fumare. Al mercato poi, oltre ad aver notato la presenza di alcuni irregolari, ancora una volta abbiamo dovuto constatare forme di assembramento in alcuni banchi dove la merce non viene trattata secondo la normativa di vendita vigente. Nel tardo pomeriggio, rispetto al weekend precedente, non si sono verificati assembramenti dovuti alle luminarie. Sfishamar Channel News, Padova.